Dal 22 luglio al 18 settembre a Mogoro riaprono le porte della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. Sentiamo Elisabetta Sanna. Il tema di questa 61esima edizione è la spirale concentrica stilizzata che rappresenta un fuso osservato dall'alto, si interseca perfettamente in quello che è il claim di quest'anno, ovvero appunto dove tutto nasce. Tutto è nato qui a Mogoro ben 61 anni fa e oggi, dopo decenni, l'arte è ancora la padrona di casa. Le esposizioni di oltre 100 artigiani si mostreranno al grande pubblico a partire dal 22 luglio e fino al 18 settembre alla 61esima edizione della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. Questa spirale permette quest'anno di essere osservata con occhi diversi, infatti intravediamo i 4 elementi fondanti che sono la tessitura, la ceramica, la pittura e l'oreficeria. Oltre ai tappeti tipici della tradizione mogorese saranno esposti anche dei pezzi unici provenienti dall'Afghanistan. Il visitatore potrà attraversare le sale vivendo un'esperienza unica. Gli ambienti che sono stati resi essenziali in maniera tale che chi parla è esclusivamente il manufatto artigianale. Gli allestimenti sono interamente in materiali ecosostenibili e riciclabili. L'edizione 2022 si arricchisce della possibilità di acquistare un biglietto integrato per poter visitare i siti culturali del territorio e di 24 eventi collaterali culturali come concerti, spettacoli, mostre e iniziative per tutti, dai più piccoli ai più anziani. La Fiera di Mogoro è una festa di popolo.